Amici, buongiorno, bentornati allo Scrigno del Calcio, alla rubrica alla partita della settimana. Oggi iniziamo ad andare davvero indietro tanto nel tempo, non è che iniziamo, è che dal 92 a oggi ormai iniziano a essere quasi 35 anni e parliamo di Cremonese-Inter che si gioca in questo fine settimana in Serie A e parliamo di Cremonese-Inter del 29 gennaio del 1992. Allora, se voi aprite un calendario della stagione 91-92, anche l'album Panini che io vi ho portato qui e che poi faccio vedere le due squadre, Cremonese-Inter la trovate alla giornata numero 15 al 5 gennaio, domenica 5 gennaio 1992. Che cosa successe? Che la partita fu rimandata di qualche settimana per nebbia, non si vedeva nulla allo stadio Zini di Cremona e la partita fu rinviata, fu sospesa e fu recuperata mercoledì 29 gennaio 1992 e quindi ci siamo come periodo, ecco perché ve la porto oggi. Data sempre in orario pomeridiano e in diretta TV sulla Rai. Questa cosa era fantastica per noi che non potevamo vedere le partite di campionato in diretta, ma dovevamo accontentarci dei recuperi. Mi ricordo un Sampdoria-Milan del 92-93, mi ricordo un Torino-Milan. Le partite io me le ricordo soprattutto del Milan perché erano spesso rinviate perché il Milan giocava la Coppa Intercontinentale, ma ce n'erano anche altre che venivano rinviate. Mi ricordo un Lecce-Pescara sempre del 91-92 sospesa per un infortunio all'arbitro, non esistevano ancora le figure del quarto uomo e che fu poi mandata in televisione qualche settimana dopo. Io ovviamente la vidi perché io a differenza di oggi guardavo tutto quello che si poteva guardare per quanto riguarda il calcio. Insomma, Cremonese-Inter viene recuperata mercoledì 29 gennaio del 92, non è una partita divertentissima, la Cremonese è in lotta per la retrocessione ma è una squadra che non riesce a capitalizzare. L'Inter è in crisi totale, ha appena sostituito Orrico che si è dimesso con Suarez. L'Inter vince 1-0, gol di Klinsmann proprio al 90° su un pastrocchio della difesa della Cremonese e vince ritirandosi un po' su. Alla fine del campionato la Cremonese arriverà penultima e retrocederà in Serie B, l'Inter ottava e fuori dall'Europa. Vi faccio vedere il tabellino del Guerin Sportivo con il gol di Klinsmann nelle prime vedete nelle prime immagini che ci sono in alto. Ecco qui poi c'è un contrasto anche e c'è il tabellino proprio della partita e vi faccio notare una cosa particolarissima che io francamente non avevo mai visto. Il migliore è Floriancic della Cremonese che prende 7,5, vabbè. Il peggiore è Klinsmann che prende 4,5, segna senza alcun merito. Allora io adesso io non me la ricordo la partita, non è che mi ricordi esattamente tutte le dinamiche di quella partita. E io sono contrario anche, ad esempio, facendo il fantacalcio, un giocatore che gioca malissimo e poi segna, automaticamente prende 7. O male che gli vada 6,5. Però francamente un centravanti a cui si chiede di fare gol, che decide la partita al 90°, ma come fa a prendere 4,5? Cioè avrà giocato malissimo, però comunque ha fatto il gol decisivo, una cosa che non avevo mai visto. Cioè prendere 4,5 dopo aver segnato il gol partita è qualcosa che non avevo mai visto. Vi faccio vedere brevemente l'album. Questa è la Cremonese 91-92, neopromossa in Serie A e subito retrocessa in Serie B. C'erano tanti giocatori interessanti, soprattutto in chiave under 21, Favalli, Bonomi, Marcolin erano considerati dei grandi talenti, a parte finirono tutti alla Lazio poi che prese una sorta di pacchetto famiglia. E questa è l'Inter che è partita con grandissime ambizioni. Ve ne ho parlato anche in un video di tanto tempo fa dell'Inter di Orrico, finirà a metà classifica e fuori dall'Europa e arrivò poi in estate Osvaldo Bagnoli che fece molto meglio. Questa è la rubrica La partita della settimana. Ogni settimana analizziamo una partita che si gioca nel fine settimana di campionato portandone una analoga che però si è giocata negli anni passati e come in questo caso nella stagione 91-92. Questo è lo Scrigno del Calcio. Ci sono tutti i giorni alle 13, iscrivetevi al canale, seguite i social, il blog, tanto è tutto nella descrizione del canale. La settimana prossima chissà dove andremo. Ciao!